Salve a tutti, ben ritrovati a Di Arte. Sono ancora in compagnia col nostro caro amico Donatien. Ieri abbiamo un po' cominciato a conoscere. Non posso non notare la tua camicia, che sicuramente ha a che vedere con il concetto di Chromologos, vero? Certo. Mi dicevi che in Francia, quando sei stato in Francia, hai venduto questa camicia. Ma... Sì, ma c'è stato proprio un gioco, così me la sono messa su una volta, sono andato in una boutique per fare acquisti. Ma questa è nata proprio in funzione del... No, questo è stato un gioco, cioè un gioco, poi la gente la vede e dice ma che bella cos'è sta cosa qua, ma di fatto è una mia pazzia così, la sveglia di una mattina. Quindi l'hai fatta far tu? No, me la sono fatta io, questa è dipinta a mano. Cioè questa è dipinta, proprio dipinta col pennello. Ah sì? Sì, con colori acrilici e praticamente si lavano tranquillamente, non c'è nessun problema, per cui... Ah, sembrava stampata. No, questa è dipinta da mano, vedi, quindi per cui è stata una pazzia, un gioco di un giorno, via. Però è sintomo del fatto che Chromologos ti ha coinvolto tutti gli aspetti della tua vita, diciamo anche più privata, relativa al tuo vestiario. Allora, e a proposito di vita privata, oggi io sono solita molto spesso al secondo appuntamento accantonare un po' il discorso della tecnica, della pratica artistica, per conoscerci meglio, per conoscere meglio quello che è stato il percorso di un artista, del singolo artista, quello che è stato anche il suo passato, diciamo a livello proprio biografico, perché secondo me è importante. È importante, si rispecchia, si vede nell'opera di ognuno, di ogni artista. Per cui vorrei farlo anche con te, quindi sarei molto felice se tu parlassi un po' di te e della tua vita privata. Tu sei nato a Lodi? Sì, io sono nato a Lodi. Allora, la mia vita adesso, per fare una breve carrellata biografica, parto dall'inizio. Ci sono due mondi che io amo, no? La cosmesi, che è stata la mia prima parte di vita. Io ho avuto un'azienda di cosmesi ed è la mia seconda passione. Poi però ovviamente mi sono messo nella cosmesi perché giustamente mio padre non è che era molto convinto sul fatto dell'arte, per cui mi sono messo in questo concetto imprenditoriale, fino a che poi a 30 anni mi sono detto basta, questa non è la mia vita e voglio dedicarmi un po' a quella che è la mia passione, il mio pensiero e il mio ideale. E da lì in poi, praticamente dai 30 anni in poi, chiudo con la mia prima parte di vita imprenditoriale nella cosmesi e prendo il cammino per il discorso artistico. Sì, e da lì comincia la mia produzione artistica. Ma ancora prima di questa scelta, tu, Donatien, anzi prima di Donatien, Giuseppe, perché di fatto, che ragazzo era? Avevi in te anche allora la passione per l'arte? Certo, io già a 12 anni, 13 anni avevo il mio atelier, giustamente c'è stato un piccolo scontro familiare perché io volevo farlo... A 12 anni avevi il tuo atelier? Sì, avevo già il mio atelier, ho fatto delle mostre anche tra i 12, 13, 14 anni, mi appoggiavo a dei maestri d'arte di Lodi che frequentavo. Lì posso dire di aver avuto un piccolo pregio perché io mi ricordo benissimo di questa cosa. A 14 anni a Lodi c'era una galleria d'arte moderna, contemporanea, e io mi ricordo che negli anni 70 il gallerista un giorno mi vide a 14 anni entrare in questa galleria e soffermarsi a vedere i quadri di Burri, di Fontana e di Manzoni. Cioè un ragazzo di 14enne che negli anni 70 va in galleria a guardarsi Burri e Manzoni è insolito, diciamo. Non era una roba così scontata. Quindi tu sin da quando eri ragazzino hai avuto questa passione per l'arte, hai cominciato a dipingere. Che studi hai fatto? Io sono autodidatta, di fatto io... Non hai mai studiato, non hai mai frequentato un'accademia? No. Credi che questo abbia permesso la tua libertà artistica o pensi che ti avrebbe fatto bene, diciamo, avere una base? Allora, tutte e due, cioè nel senso che non rinnego il fatto che comunque l'acquisizione tecnica per quanto riguarda l'arte in tutti i sensi sia necessaria, e quindi la parte tecnica io l'ho imparata sul campo, frequentando gli atelier degli artisti, avendo loro come maestri, quindi non è che non l'ho presa in un'altra maniera. Però è anche vero che alcune volte succede che la troppa tecnicità o questa schematizzazione di tecnicità deformi un po' la personalità e la sensibilità di chi poi fa arte, perché diventano quasi imposizioni. E soprattutto magari essendo stato libero
nel cercare, quindi trovare la tua espressività che più ti rappresentasse, probabilmente questo ha inciso molto, perché magari uno studio più approfondito, teorico e storico, ti avrebbe indirizzato verso una cosa piuttosto che un'altra, ti avrebbe portato a seguire più pedissequamente alcuni maestri. Invece in questo modo sei stato un po', diciamo, più libero di, tra virgolette, scusami il gioco di parole, di liberartene e di compiere un passo avanti, no? Sì. Per quanto riguarda invece, strettamente ritornando sui maestri, chi senti vicino, chi senti di poter chiamare maestri, sia persone che ti hanno seguito nel suo percorso, sia artisti, correnti artistiche, tra le più famose, diciamo, che conosciamo? Bah, diciamo che la mia base tecnica così l'ho avuto dal mio maestro Ugo Stringa, che sì, adesso è morto, è un artista e un maestro che aveva il suo castello lì a Vaiano Cremasco, a Vidolasco, e c'è ancora, e praticamente ho frequentato il suo atelier. E ti ha seguito per quanti anni? Cioè, almeno 5 anni. Per cui e tu eri sempre ragazzo, eri sempre giovane? No, lì ero già da dopo, già da quando avevo staccato i 30 anni, sì, che mi ero messo lì. Poi, diciamo, come riferimento, lui era definito il rubensiano moderno, aveva proprio proprio un'espressione molto bella, una tecnicità molto interessante. Per quanto mi riguarda i riferimenti del passato, i miei maestri a cuore, di fatto ne ho, tre, di cui uno sicuramente Kandinsky, che è la base, il secondo è De Stijl, perché Nicolas De Stijl secondo me è la massima espressione dell'astrattismo in semifigurazione, perché di fatto è un astrattismo che ha dei riferimenti ed è stato capace di stare al limite di questa linea, giusto? Senza essere né di qua né di là, anche se questa cosa alla fine è stata conflittuale per lui e quindi anche molto radicale. Perché non lo ha definito... Esatto, però De Stijl per me è De Stijl, come è riconosciuto per tutti, è un grande artista. E poi c'è Litten, che non si può di fatto definire un artista nel vero senso della parola, però come professore, ecco, io Litten lo vedo più teorico. Ma che ha formulato delle teorie che ti hanno aiutato molto nell'evoluzione della tua ricerca, e poi ne parleremo. Quindi torniamo un po' a te, alla tua biografia. Non hai frequentato un'accademia, non hai frequentato una scuola, hai portato avanti però questa passione per l'arte. Mi dicevi un rapporto conflittuale con la tua, tra virgolette, conflittuale con la tua famiglia, che non ti appoggiava molto in questa scelta. Cioè non credeva nella possibilità di trasformarlo in un mestiere. In un mestiere. Non avevano torto, perché di fatto dopo 25 anni devo dire che è stata molto dura, è ancora molto dura. Riesci a vivere solo di questo? Sopravvivere. Adesso? Il termine giusto è questo, perché dire vivere siamo già molto avanti, giusto? Riesci a sopravvivere? Sopravvivere, ovviamente adattandomi a situazioni, cercando soluzioni intermedie, giusto? Però il termine giusto è sopravvivere. Ci sono artisti che vivono e anzi sono riconosciuti. Ora, il concetto è molto semplice. Probabilmente io credo che nella vita di una persona, indipendentemente da quello che lui voglia o non voglia fare, o fa o non fa, esiste anche, lo dico nel libro, quello che si chiama il fato, che non è propriamente un destino. Il fato arriva un giorno, giusto? E come dice la frase in latino, ti obbliga a fare un percorso anche se tu non lo vuoi fare, e quindi ad andare dove vuoi andare. Allora, diciamo che nel caso mio esiste questo fatto che praticamente mi porta a fare questa scelta e tutto quanto. Se devo essere sincero, probabilmente i riconoscimenti potrebbero anche arrivare successivamente, giusto? Però per me il concetto non è tanto il riconoscimento in sé, ma quanto il fatto di portare avanti un discorso che venga capito, recepito e che serva per fare un passaggio successivo. E soprattutto il riconoscimento può essere anche riconoscere che la propria ricerca, il proprio discorso, come hai detto tu, è arrivato ad un punto, si è maturato, speri di maturare ancora, abbia un seguito poi e magari chi lo sa. Anche questo, come il discorso intorno alla spiritualità artistica di Kandinsky ha avuto un seguito, avrà anche il tuo discorso. Come invece sei arrivato a voler intraprendere questa ricerca? Cioè,
come sei arrivato alla, tra virgolette, io uso il termine spiritualità, ma so che tu non sei molto, no. non sei molto d'accordo. Lo chiamo io in effetti. Potrei dire alla metafisica la parte inconscia di noi. Come sei arrivato a sviluppare un discorso intorno alla metafisica dell'arte, perché di fatto è questo. Come ci sei arrivato? Da cosa ti è nata l'input? Allora, diciamo che per dote naturale, quindi non è un pregio, è proprio che ce l'ho dentro, io ho sempre avuto questa grande simbiosi con il colore, infatti anche da mio maestro ho definito un grande colorista. Io lo dico sinceramente, sono un discreto disegnatore, quindi non mi pongo come uno che sa un discreto, però un grande colorista sì. Quindi questo mio, diciamo così, rapporto... Adesso la regia ci sta mostrando delle immagini. Ecco, esempio, qui è proprio un classico esempio di come un'espressione puramente astratta e la composizione coloristica nei tratti essenziali crei questa armonia, giusto, di colori che tra loro non diventano conflittuali, ma si pongono come cromologus. Ecco, questa è una classica espressione cromologus, che una persona potrebbe dire... Che vuol dire che i colori si possono accostare senza che entrino in conflitto, e gli accostamenti di colore, correggimi se sbaglio, lo dico in maniera più spicciola, in maniera più chiara. I colori assumono un significato ed è parte integrante, ed è punto di partenza della ricerca kandischiana che si evolve nella tua. I colori si possono accostare tra loro. I colori hanno un significato, i colori al suo interno, dietro di loro, hanno un significato, che però accostati ad altri comportano una trasformazione di questo significato, no? Esatto, per esempio anche in questo che stiamo vedendo, giusto? Sì, questo è dei colori molto belli. Quelle scritte che si vedono in alcuni no, come si vedono nel quadro che abbiamo qui nel nostro questo non è nient'altro che il tempo che scorre. In effetti è scritto la data, il giorno, l'ora, il minuto, il secondo che è stato fatto, e quindi è come se a un certo punto il tempo passa, si fissa e riparte, e in quell'opera il tempo ha trovato la sua identità. E come anche in questo quadro che tu ci hai portato qui in studio oggi, come il colore entra in relazione invece con un codice semantico che è quello della scrittura, poi. Esatto. Perché il colore lascia libera l'immaginazione, cioè il colore ti lascia libero di pensare qualsiasi cosa, di arrivare a qualsiasi emozione, dipende poi dal tuo stato interiore. Esatto. Però la scritta invece, la scrittura che ha un codice semantico e che ha un significato, ti indirizza. Come entrano in relazione queste due cose? Allora, perché in effetti il colore in sé va a dialogare, come dico io, con il discorso dell'inconscio, e quindi dialoga con l'inconscio. Mentre la scritta, siccome siamo abituati a dover leggere, no? Noi leggiamo tutto comunque consciamente, inconsciamente, direttamente o indirettamente. Dobbiamo leggere, dobbiamo capire. E siccome la significazione non è un testo, un qualcosa, un messaggio, l'unico messaggio di questo testo non è nient'altro che il tempo trascritto, per cui mette davanti il fruitore, la persona che guarda, al fatto che il colore dialoga col mio inconscio e il tempo mi sta a testimoniare che in quel momento sono arrivato e mi ha fissato, è stato fissato. Allora lì. Si può, ed è così, perché anche tu poi alla fine nel tuo libro ne parli e le carte ruotano intorno a queste due categorie. Esatto. La razionalità e l'inconscio. Razionale e inconscio sono contenuti in questo, cioè questo quadro è un po' la sintesi della tua ricerca. Il colore, che potrebbe essere la parte inconscia di ognuno di noi, che ti porta a qualsiasi segno e forma di espressività, la parte invece più razionale, che è una scrittura che ti dimostra, in questo caso, il tempo, quindi dove sei e cosa c'è di più razionale di qualcosa che scandisce il tempo, no? Esatto. Quindi la razionalità e l'inconscio sono le due facce di una ricerca che mira a conoscere la propria interiorità, no? Io faccio sempre questo esempio per
per far capire in maniera semplice la cosa. Se io prendo un quadro, non necessariamente il mio, uno di qualsiasi autore, e lo pongo davanti a 100 persone, 60 diranno che bello, 30 diranno oh, non mi piace, 20 diranno bah, non mi dice niente. Ora, cos'è che determina che l'opera, essendo la stessa, in 100 persone produce 3 reazioni di tipo diverso? Me lo dici un'altra volta. Va bene, d'accordo. Me lo dici nella prossima puntata, ti interrompo qui. Cos'è che, ripeti la domanda? Cioè, la domanda è: cos'è che fa piacere, non piacere o essere indifferenti un'opera d'arte che è la stessa, giusto, a 100 persone diverse? Se volete conoscere la risposta, seguiteci domani sempre con Donatiene, sempre qui a Di Arte. Ciao a tutti!